Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Ciao, cara Castellana Sveva, è vero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ma che ne sapete voi se non avete fatto il piano bar? Vi svelo un segreto, ve lo voglio rivelare. Una delle mie più segrete passioni sarebbe poter fare la radio di notte, tipo il Letterman Show, perché lo vorrei fare esattamente come il piano bar dentro i nightclub di una volta, rievocati da questa canzone del trio Melody, che erano Peppino Di Capri, Stefano Pallatresi e l'immenso Gigi Proietti, che si presentarono con Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar a Sanremo del 1995. Ecco, e se rinascessi lo farei volentieri il cantante di piano bar in qualche nightclub degli anni 60, non so perché, bella gente, bella vita, anche degli anni 70, almeno fino all'apparizione delle discoteche, poi si vede. Allora, cominciamo la nostra trasmissione numero 935 di oggi, mercoledì 12 di febbraio dell'anno del Signore 2025. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bel giornale online dove dentro c'è il liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin, gli auto da fede di Giulio Cainarca, le videopillole e molta altra
bella robina. Detto ciò, le nostre coordinate 340 670 9659, no, ho detto giusto, 340 670 9659, sì, oppure per il telefono 029294 7222 quando lo dirò io. Prima di cominciare, niente, dobbiamo andare di corsa perché siamo un po' stretti con i tempi, quindi diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi. La politica fracassante di comunicazione di Donald Trump non è stata capita, anche se è stata da lui dettagliatamente spiegata nei suoi libri dell'ultimo decennio. Non solo, questa strategia è già stata applicata in parte nel suo precedente mandato presidenziale. La comunicazione di Trump infatti sembra esagitata e confusa, alle volte persino schizofrenica, invece è stata attentamente pianificata. Proponendo ogni giorno 3 o 4 iniziative stupefacenti che fanno notizia, Trump prende in contropiede i media del mondo intero e i politici democratici che nel disordinato vertice delle proposte non sanno più quale attaccare. Infatti, con questa tecnica, l'ultima proposta di Trump finisce per cancellare la sua precedente e così Trump monopolizza il palco prendendo in contropiede tutti. Da qui la sensazione all'opinione pubblica di essere imbattibile, che è il suo vero obiettivo, finché dura almeno. E rieccoci, le 18, 20 minuti e 52 secondi in questo momento e tra poco avremo qui Parlamento con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Non appena sarà disponibile partiremo con la sigla. Allora, l'avete visto questo benedetto Sanremo ieri sera? Io vi dico che nell'ordine Comacose, bel pezzo con la cazzimma. Peyote si è presentato vestito che pareva Edoardo De Crescenzo a Sanremo 83 quando cantava ancora, però ha fatto un testo alla Rino Gaetano, 7. Poi che altro c'è? Vabbè, Cristicchi ha fatto una canzone che è troppo grande per il Festival di Sanremo, quindi l'unica cosa che possiamo dire di lui è che merita come minimo il premio Mia Martini, ma non credo che vincerà il festival. Brunori ha fatto una canzone, diciamo così, che tocca il cuore, non è male. Gabbani, lo possiamo dire che Gabbani con sta cosa che vuole fare Franco Battiato ma non ci riesce, potrebbe anche smetterla qui, insomma, non è che può fare sempre la solita canzone sul senso della vita e tutta sta roba qua. Sveva dice che a Gabbani vuole bene, però voglio bene anch'io a Gabbani, però sai, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, mo quest'anno abbiamo la vita e la vita è bella, questo l'avevano già detto Cocchi e Renato nel 74. Allora, altra cosa interessante di ieri sera, sì, il Papa a Sanremo, signori, ma io che cacchio ho sprecato 20 anni della mia vita a scrivere di chiesa, benedetti Dio, ma io perché ho dovuto scrivere di Vaticano per 20 anni sui giornali, dicendo la mia, intervenendo? Il Papa a Sanremo, perché non all'eredità, santità, al prossimo giro? Vediamo se fa la ghigliottina, tanto lei ha un appoggio molto in alto, capace che vince. Poi la conduzione del TG1, eventualmente le previsioni del meteo. La cosa che però più mi ha lasciato perplesso è stato, e quindi momento Fabio Fazio. L'altro momento Fabio Fazio è stato, vabbè, ve lo racconto dopo. Adesso è il momento di Qui Parlamento. Sigla. Qui Parlamento. Ecco, abbiamo con noi l'onorevole Alessandro Giglio Vigna che stasera ha un argomento un pochettino più interessante di Sanremo, cioè il question time sulla questione del Green Deal europeo. Buonasera onorevole, ben trovato. Lei che canzone ha cantato al buon Foti? Al buon ministro Foti? No, vabbè, il ministro Foti è comunque un ministro del nostro governo, quindi comunque cantiamo
in modo corale, diciamo. Poi, ovviamente noi siamo la Lega e cantiamo un pochettino meglio, ecco, chiediamo Io agli andrei alleati su di Voglio andare a essere... vivere in campagna di Toto Cutugno da Sanremo 95. Se la Esatto. ricorda? Io che Voglio sono un andare a vivere in rappresentante... campagna. Io che sono un rappresentante della provincia profonda del paese, assolutamente ho Toto Cotugno, voglio andare a vivere in campagna come mio motto di vita. A manetta. Molto bene. Allora, oggi c'era un'interrogazione molto importante Sì. e sono contento, insomma, di aver potuto chiedere al nostro governo cosa ha intenzione di fare su il tema del Green Deal, di queste politiche turbo-ambientaliste ed ecofolli dell'Europa che a nostro parere, a parere della Lega, vanno contrastate in ogni modo, non perché noi della Lega siamo per inquinare, ma semplicemente perché l'Europa ha un'impostazione di tipo ideologica, quindi elettrico, che vuol dire distruggere la filiera dell'automotive, che vuol dire buttarsi nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, la filiera del litio e tutto questo ambaradam qui, mentre dal nostro punto di vista le politiche di tipo ambientale si possono anche fare, per esempio, con il motore endotermico e quindi col diesel di ultima generazione, che vuol dire non andare a distruggere tutta la filiera dell'automotive del nostro paese. Sono migliaia e migliaia di posti di lavoro, e quindi ci sembrava giusto ancora una volta, perché noi ovviamente sappiamo perfettamente qual è la posizione del nostro governo, però è giusto ogni tanto porre la domanda diretta per avere la risposta diretta e per avere quindi la fotografia, il posizionamento anche giorno per giorno, perché poi il dibattito è sempre in continua evoluzione. La risposta è stata assolutamente positiva. L'Italia sta sempre dalla parte della neutralità tecnologica, che vuol dire che tutte le tecnologie che vanno nella direzione dell'ambiente sono ben accette, e quindi anche l'odiatissimo a Bruxelles motore endotermico, che ad oggi pare che inquini comunque meno del motore elettrico. E poi in particolare all'interno dell'interrogazione c'era la questione di questo scandalo Timmermans, ovvero del fatto che con la vecchia commissione von der Leyen e Timmermans come commissario, pare da rivelazioni del giornale Telegraph e le magistrature stanno già iniziando ad indagare, pare che soldi dei contribuenti europei, soldi dell'Unione Europea siano stati, io vi chiedo un attimo di attenzione su questo, perché Sì. è un passaggio che all'apparenza può sembrare contorto, ma è in realtà molto semplice, ma una contorsione politica dell'Unione Europea stessa. State bene a sentire: soldi dei contribuenti, quindi soldi della Commissione, cioè partono dalla Commissione, sono soldi dei contribuenti europei, quindi anche dei contribuenti italiani. Sono stati dati a delle lobby turbo green, a delle lobby ecologiste, per fare pressioni su europarlamentari e su parlamentari nazionali perché appoggiassero le politiche turbo green della stessa Commissione e dello stesso Timmermans. C'è un cortocircuito nel sistema istituzione, politica, lobby dell'Unione Europea. Cioè, quei soldi è un capitolo, un'uscita parla di 700 milioni di 700.000 euro, solo un capitolo, solo quello che il Telegraph ha monitorato ed è riuscito a monitorare,
quei soldi invece di essere stanziati alle imprese del settore agricolo, perché il tutto serviva a portare i parlamentari a influenzare il dibattito su le politiche agricole, cioè quei soldi che potevano essere dati alle aziende agricole per mitigare gli effetti della transizione verde radicale proposta da Timmermans sono stati dati alle lobby del Green per convincere gli europarlamentari che le politiche della Commissione erano corrette, una contorsione istituzionale e politica che io penso che il Qatar Gate, tanto per fare un paragone, rispetto a questo scandalo, che però vedo che il mainstream sta affossando, sta cercando di far passare in sordina. Il Qatar Gate in confronto a questo scandalo non è nulla, perché si tratta di soldi usati assolutamente in un modo non proprio, cioè soldi usati per fare politica con tanto di schedari di parlamentari che devono essere contattati, con tanto di obiettivi che queste lobby del Green dovevano raggiungere nei confronti della Commissione, qualcosa che assolutamente non deve ripetersi. E io in aula ho chiesto al governo intanto che monitori perché questo non si ripeta mai più, e poi ovviamente che monitori, che tenga d'occhio quello che è l'evoluzione di questa situazione. Chiaro, il governo non può sostituirsi alla magistratura, come neanche i giornali devono sostituirsi alla magistratura, la Lega garantista prima di tutto, però qui stiamo parlando di uno scandalo a livello continentale e un qualcosa di veramente molto molto grave. Giustamente il governo, il ministro Totti mi ha risposto che il governo è assolutamente molto interessato a seguire la questione, perché tanto perché questo non deve ripetersi e poi perché bisogna assolutamente andare a fondo su quello che è successo, e noi come Parlamento, perché comunque anche il legislativo può interfacciarsi con le istituzioni europee, noi come Parlamento allo stesso modo abbiamo ribadito al governo: bene, andate avanti, monitorate la situazione, e noi stessi come parlamentari monitoreremo la situazione, diciamo, con le armi parlamentari a nostra disposizione. Molto bene. Allora, noi continueremo invece a seguire e a dare spazio a questa storia, perché francamente ne va del lavoro di tante italiane e di tanti italiani. Onorevole, grazie del suo tempo. Grazie a voi e viva Radio Libertà come sempre. Un abbraccio a tutti i vostri radioascoltatori e a tutto lo staff di Radio Libertà. Grazie, un saluto. Adesso pausa e ci sentiamo da Sanremo 55, Natalino 8, il trio Aurora, Canto nella Valle. Perché? Perché dopo arriva Paola D'Amico.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva, avete ascoltato Natalino 8, il trio Aurora, Canto nella Valle, arrivato terzo a Sanremo nel 1955. Questa settimana, lo sapete, la colonna sonora di Zoom è ispirata ovviamente e rende omaggio alle edizioni di Sanremo dal 1955, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015. Quella del 25 francamente no, perché ancora io vorrei sentire quello che c'è. Comunque il pezzo dei Colors mi è sembrato spompo. Quello dell'anno scorso era spettacolare, ne ho fatto una dignitosa parodia che trovate in Aria Fritta, ma questo di quest'anno non mi ha convinto. Era il 1955, Sanremo a quel tempo si teneva solo 3 serate alla fine di gennaio. Pensate che quella era l'Italia dove c'era già la Vespa, ma non ancora la 600, perché la 600 venne messa in vendita nel marzo del 1955 e anche grazie a Mike Bongiorno con Lascio raddoppia. Sapete che a Lascio raddoppia chi arrivava a una certa cifra e decideva di ritirarsi poteva ricevere la 600 come premio di consolazione. Se invece arrivava alla domanda finale 5 milioni e 120.000 lire, vinceva pure la macchina che la Fiat metteva a disposizione. E la 600 piano piano prese un paese per mano e cominciò a portare tante italiane, tante donne per le strade d'Italia, tanti italiani a mettere in moto il paese, e venne il tempo del boom. Questa è una cosa che ultimamente, sapete, si parla tanto della 500, sì, per carità, ma la macchina che in realtà si è premurata di motorizzarci è stata la vecchia 600, la Fiat 600. Nel 1960 alla Fiat di Termini Imerese, la vecchia Fiat che era in paese, non lo stabilimento che è stato fatto dopo, mio papà in 8 ore e 40 di lavoro ne collaudava 40 al giorno, tanto per chiarirci, 40 al giorno. Benissimo, bei ricordi di un'Italia che si rimetteva in piedi e voleva correre. Allora, bella gente, adesso è giunto il momento di avere Sua Soavità Paola D'Amico e quindi sigla. L'amica degli animali con Paola D'Amico. E allora, cara Paola, con questo canto nella valle, direttamente da Sanremo del 55, no, tu in quali valli ci porti stasera? Io vi porto nella valle della natura selvaggia, come sempre. A proposito, parentesi, viva la 600, ma doppio viva la 500, perché da piccolini, io ricordo che avevamo la 500, i miei genitori sono riusciti a farsi Monza, Madesimo, noi eravamo in 5 bimbi, non so come mi ha fatto a stare schiacciati dietro la 500, però per fortuna che non abbiamo incontrato controlli, forse allora erano un po' più tranquilli. Comunque abbiamo fatto un ritorno a Madesimo, in vacanza in 7 sulla 500 gloriosa. Eravate tutti magri, è evidente. Oppure tuo padre è un bravissimo giocatore di Tetris, se no non si spiega. Mio padre era ed è un bravissimo autista, anche adesso che ha quasi 100 anni. Allora, io mi pensa che all'inizio la 500 era partita male, perché aveva solo 2 sedili, costava poco meno della 600 e la gente non la voleva. Sai chi la comprava la 500? I rappresentanti di Oro, perché siccome dietro non c'era niente, avendo solo 2 sedili di davanti, loro ci potevano mettere il baule e andare da Palermo fino a Vicenza con quella macchina. Con i gioielli dietro. Fantastico. Con i gioielli dietro, ebbene sì.
all'inizio veniva comprata dai rappresentanti dell'oro che potevano permettersi solo la 500, poi ci misero anche il sedile dietro, fecero una serie di modifiche ed è diventata la leggenda E allora arrivarono che le è. maxi famiglie. Come? Allora, ben trovate a tutti, e allora arrivarono anche le maxi famiglie come la nostra. Come no? Comunque, per tornare alla natura selvaggia, ben trovate tutti a tutti, in attesa di trovare un altro esperto, specialista vero. Vi dovete accontentare di me per stasera, ma vi porto nel mondo natura selvaggia anche perché c'è una data che è stata un po', come dire, sottaciuta. Oggi si celebra il Darwin Day in onore del padre dell'evoluzionismo e ve ne parlo perché il WWF ha fatto un grosso lavoro per ricordare perché è così importante affezionarci alla natura, ricordare la natura, perché tutto il mondo naturale, dal plancton, scrivono alle linci, dalle api, alle balene, sto citando il loro testo, le specie di animali selvatiche mantengono il nostro mondo con azioni quotidiane in cui modellano gli ecosistemi e li mantengono in salute. Ed è una cosa che già al tempo di Darwin si era capito, poi voglio dire, gli esperti, gli specialisti, gli ecologi, gli studiosi hanno perfezionato gli studi, però già era molto chiaro questo. Mi facciamo finta di dimenticarcelo, la vostra vita quotidiana, e però dovremmo invece ricordarcelo. Il WWF ha fatto un report molto importante e massiccio. Non so perché quest'anno questa data è stata un po', come dire, è passata un po' in indifferenza, forse c'è Sanremo, forse ci sono eventi più importanti che attraggono l'attenzione, e siccome anche la comunicazione ormai si misura, tu lo sai bene Antonino, con i click, alcuni temi, diciamo, a volte vengono messi un po' da parte. Esatto. Invece è importante perché negli ultimi 50 anni il 73% in media delle popolazioni vertebrati selvatici monitorate, quindi ce ne sono sicuramente di altre che non conosciamo, però sono diminuite in modo molto drastico. Quindi il 73% in meno dagli anni 70, quindi 50 anni, è tanta Roma, potremmo dire in modo un po' così grossolano. Comunque sappiamo che a fine mese tornerà la COP16, quindi tutti i governi del mondo, gli esperti si riuniranno a Roma, proseguiranno, diciamo, la conferenza sulla Convenzione sulla diversità biologica e speriamo che facciano quadrato, perché c'è un po' la sensazione che queste grandi conferenze, queste grandi convenzioni siano alla fine parole che rimangono appunto lettera morta, e a noi un po' dispiace. Comunque diciamo che quest'anno il WWF ha un po' stressato il concetto di questa biodiversità, spiegando proprio come gli animali selvatici, ma anche gli insetti, sono di fatto degli architetti della natura, perché modificano fisicamente il loro ambiente, sono in grado di creare degli habitat capaci di ospitare altre specie. Cioè, i castori costruiscono dighe, tane, trasformano i corsi d'acqua in stagni, negli stagni possono vivere e sopravvivere, riprodursi altre creature, altri insetti, e tutto questo può anche mitigare gli effetti delle inondazioni. Altro esempio, i coralli formano le barriere coralline, che sono ecosistemi marini che aiutano a proteggere le coste. Pensiamo adesso che le acque di tutti i mari e oceani si stanno alzando, e quindi aiutano il benessere di tutte quelle popolazioni umane che vivono lungo le coste. Tra l'altro, tra qualche tempo, quando Paolo Galli, l'ecologo di Bicocca, tornerà dalla sua ennesima missione, perché quando non ci sono esami all'università, oggi discussione tesi, mi ha detto che ripartiva per le Maldive, prima faceva una tappa nei paesi arabi, e sta cercando appunto qualche finanziatore ricco, e ce ne sono nel mondo, che lo aiuti a realizzare un progetto per vedere come possono crescere i coralli in assenza di gravità. Ed è un progetto che non è così da fuori di testa, è un progetto che ha una sua concretezza, ve lo anticipo, non ancora me lo raccontava stamattina, appena avrà trovato finanziatore lo racconteremo su RPL. Ma poi proseguendo per questo mondo selvatico delle api, le farfalle e tantissimi altri insetti che sono un po' considerati i corrieri del mondo vegetale, nel senso che trasportano il polline da un fiore all'altro e permettono la riproduzione delle piante.
Sappiamo benissimo che senza impollinatori, senza impollinazione, non avremo frutta, verdura, semi, o meglio, probabilmente continueremo ad averli, ma sarebbero drasticamente ridotti come produzione. Questo metterebbe a rischio la sopravvivenza di molte specie di uccelli e mammiferi, ma poi anche la nostra. E quindi si è visto, per esempio, che nelle foreste in cui molti mammiferi che mangiano frutta sono stati ridotti, questo ha portato alla riduzione della capacità di queste foreste di assorbire, di stoccare la CO2, il carbonio. Perché? Perché gli alberi di gran taglia vengono sostituiti da altri alberi che sono più piccoli, che hanno un legno a densità inferiore, che quindi assorbono comunque, stoccano meno, trattengono meno CO2. Quindi è tutta una catena, diciamo, continua, siamo tutti connessi. E poi, per esempio, non so, si è visto che i predatori, i lupi, lo ripetiamo quante volte l'avremmo detto, migliaia, io sono un po' fissata, portate pazienza, i lupi regolano il numero degli ungulati, quindi ha voglia a dire troppi cinghiali. I lupi hanno anche questa funzione. Se si esaminano, e lo fanno i ricercatori, gli escrementi del lupo, spesso si vede che si sono nutriti prima di cinghiali e poi eventualmente di cervi. La lince ha un altro ruolo importantissimo, anche la lince mitiga la pressione degli ungulati sulla vegetazione e sulle colture e quindi riduce l'impatto economico che appunto gli ungulati arrecano agli agricoltori, che si dice ci distruggono gli argini, ci distruggono le colture. E la lince addirittura può anche, visto che preda altri carnivori di piccola taglia, può anche ridurre la densità delle volpi, gli altri predatori che nidificano il suolo, gli altri uccelli che nidificano il suolo, quindi mantiene alta la biodiversità di questi ecosistemi. Non dico più oltre, vado oltre, ma scusate, le balene trasportano nutrienti dalle profondità oceaniche alla superficie. Certo. Addirittura ci sono le ostriche che, formando delle colonie, possono creare degli habitat che ospitano centinaia di altre specie, compresi i pesci che hanno un valore perché vengono commercializzati, vengono acquistati da acciughe, da ringhe e che poi noi mangiamo. E i letti di ostriche stabilizzano anche sedimenti sul fondale marino, proteggono le coste dall'erosione, dalle tempeste, quindi hanno una funzione straordinaria. Torneremo a parlarne quando ci sarà la COP16. A questo proposito però volevo segnalare a chi vive a Roma o un poco distante o chi si recherà a Roma magari per un giubileo o per una vacanza, fino al 30 aprile può fare un salto a vedere una mostra molto bella. Io ho visto le foto a distanza, purtroppo ancora non riesco a vederla, che è stata fatta dal National Geographic Italia, sezione italiana, col CNR, il nostro Centro Nazionale di Ricerche, e si trova a Roma, nella sede del CNR in Piazzale Aldo Moro 7, ed è il Paese della Biodiversità. È una bellissima mostra fotografica, hanno collaborato una cinquantina di collettivi di fotografi naturalistici, di Wildline, e alcuni di loro sono italiani, molto molto bravi. Sono foto straordinarie che ci raccontano molto molto bene quanto il nostro paese, in Europa in particolare, sia il cuore di una diversità che praticamente lo rende unico, un patrimonio unico ma anche molto vulnerabile. Diciamo che il clima, la situazione italiana, l'Italia, il nostro paese a forma di stivale, lo rende perfetto, qualunque specie venga qua ci sta bene. Quindi specie non soltanto animali ma anche specie vegetali, c'è anche tutto un altro côté, diciamo, di questa storia che racconta anche delle vegetazioni di alberi, piante, fiori. Quindi questa mostra è veramente un racconto della ricchezza del nostro patrimonio naturale che dobbiamo continuare ad amare e a preservare. Ma vado Certamente. oltre. La cronaca, la seguiremo, ci dice che praticamente l'ENPA parte civile in un processo che si aprirà a breve a Mantova sulla vicenda dell'elefantessa di 54 anni, non so se ricordate, che nella primavera 2 anni fa venne praticamente Bambi, il suo nome Bambi anche fa 53 anni, adesso era 55, venne sequestrata a un circo per gravi maltrattamenti. Ogni tanto
si ripetono questi episodi, io sono sempre per il partito del circo senza animali, perché si è visto insomma che il circo ci può offrire tantissimi intrattenimenti anche senza animali, quindi ci sono circhi spettacolari, cioè gli esseri umani sanno fare veramente grande spettacolo senza bisogno di utilizzare gli animali. L'animale era tenuto malissimo, teniamo conto che gli elefanti sono molto molto intelligenti, possono vivere anche fino a 70 anni, ma c'è l'esempio di un'elefantessa indiana che è vissuta 88 anni, è morta nel 2019, quindi una vita lunghissima, che era considerata veramente un animale prezioso, veniva veniva portata soltanto in giro in circostanze molto particolari, di eventi molto importanti. Bene, Bambi è stata sequestrata e ovviamente era a costo di un ambiente sporco. Gli elefanti non soltanto hanno lunga memoria, ma sono animali molto molto sensibili. Quindi speriamo che una volta che si aprirà il processo questo contribuisca a spostare la bilancia da parte di un circo senza animali. E io almeno tifo per questo. Ci sono ancora 2 minuti. Sì, li abbiamo tranquillamente. Torniamo al WWF perché hanno già reso pubblico il calendario del 2026 WWF Wildlife. Quest'anno il protagonista della copertina era il lemure del Madagascar, quello che in una serie che mio marito sta guardando divertente, il protagonista è Mo, e chiama questo personaggio, questo protagonista Procione anoressico, perché in effetti un po' se lo ricorda, bellissimo lemure del Madagascar. Per il 2026 i lettori, cioè i partecipanti alla votazione, hanno assegnato voti a un altro animale un po' particolare, non abbiamo mai parlato, il bufalo d'acqua selvatico. È un mammifero gigantesco, può arrivare a pesare 1200 kg, quindi non so quanti di noi devono mettere sulla bilancia per arrivare al suo peso. È un animale gigantesco e diciamo che sa difendersi benissimo, non fosse altro che questa dimensione lo aiuta, e però se non sia così grande, nonostante sia capace di difendersi, è anche un animale in grande rischio di estinzione, perché teniamo conto che non è invisibile. Quando si riuniscono i clan possono arrivare a formare bande da 30-500 animali, quindi sono grossi, sono forti, sono giganteschi, sono pesanti, però lo stato di conservazione comincia a essere critico, per cui in Nepal ne hanno inseriti una quindicina per cercare di ampliare. È minacciato perché nelle ultime generazioni, come in tutto il mondo, un po' perché li hanno incrociati con quelli domestici, un po' perché si è perso l'habitat anche in zone appunto come l'India, il Nepal, il Bhutan, la Thailandia, la Cambogia, di cui noi non parliamo, non sono tutti i giorni sui giornali o sui telegiornali, eppure anche in queste realtà, in questi grandi paesi, l'habitat sta subendo delle modifiche pesantissime. E quindi le aree umide che vengono degradate, arrivano specie invasive e malattie, parassiti trasmessi dagli animali domestici, e quindi questi animali selvatici così preziosi, così importanti, rischiano anche loro di fare una brutta fine. Ultimo, ma non per questo meno importante, molti di voi avranno letto, avranno sentito, avranno ascoltato nei giorni scorsi, è diventato molto popolare un animale che è chiamato diavolo nero, cioè il termine in realtà tecnico è il melanoceto, questo pesce abissale che ha un aspetto abbastanza inquietante perché chiaramente vivendo negli abissi in altissime profondità, in zone dove la luce del sole praticamente non arriva, sembra, qualcuno dice è brutto, ha una forma molto particolare ed è stato avvistato da un fotografo che l'ha ripreso in alto, nelle acque superficiali, vicino a Tenerife. E quindi, siccome normalmente lui non viene in superficie, ma se ne sta appunto alle profondità, adesso tutti si interrogano cosa sta succedendo, come mai un esemplare adulto sia arrivato così, fino in alto.
E quindi normalmente si osservava e si fotografava e si riprendeva attraverso, diciamo, le immersioni, quindi sottomarine in grandi profondità, oppure veniva ritrovato morto, trascinato a riva da pescatori, insomma, finiva nelle reti di pesca, ma non era mai stato visto così vicino alla superficie dell'acqua. E allora niente, tutto il mondo si è agitato, no? In realtà, se pensiamo alla cultura di massa, ai film, l'animazione, hai visto, non so se avete visto La ricerca di Nemo, che ho visto con i miei nipoti, è quel pesce mostro che si vede nella scena in cui Marlene e Dory trovano la maschera da sub, no? E Dory, grazie alla lucetta che questa maschera emette, che questo operatore emette, diciamo, riesce a leggere l'etichetta sulla maschera. Insomma, è un animale che, come altri animali, un altro animale curioso, nelle profondità, brutto, qualcuno direbbe brutto, perché è un animale particolare, ma non c'è nulla di brutto in natura, è il pesce blob, altro animale che è finito poi nei cartoni animati, no? Perché è un pesce senza scheletro, un pesce molto buffo, non ve l'ho fotografato, un pesce che viene ripreso con un fumetto, appunto, rosa, ciccione, e con un aspetto un po' strano, un po' buffo, triste, imbronciato, ed è anche lui però bellissimo perché è unico, è un pesce particolare, ed è anche sotto questo aspetto che dobbiamo provare magari a imparare a guardare la natura per la sua unicità. Ci sono animali, soggetti, piante che ci sembrano brutte, in realtà non sono brutte, sono uniche, quindi la loro unicità le rende assolutamente belle e strepitose. E la diversità si va vista sotto una chiave nuova, sotto la chiave proprio della bellezza. Basta, questa era la mia riflessione di oggi. E quanto alle buone notizie, il tuo bellissimo dorso del martedì sul Corriere della Sera? Beh, allora posso dirvi di quello il martedì ieri, perché mi ha abbastanza appassionato e me ne sono dovuta occupare. È la storia di una ricercatrice, Mirela Cuca, che ha 11 anni, forse l'avevo citato la settimana scorsa, non mi ricordo, era arrivata dall'Albania quando era piccolina, 11 anni, e adesso è diventata una ricercatrice importantissima. Ha avuto anche l'occasione di fermarsi negli Stati Uniti, perché aveva una borsa di ricerca, aveva vinto un bando di ricerca anche lì, ma poi ha scelto di tornare in Italia perché di fatto lei e il marito, che lavorava nell'economia, hanno valutato che fosse il più bel paese dove poter crescere i loro figli. E questa cosa rende orgogliosi, diciamo, gli italiani, perché dice: vai a trovare un paese in cui la scuola, il tema scolastico per cui è impostato, può permettere a chiunque abbia voglia, naturalmente, di fare strada e di trovare la sua strada. E poi mi sottolineava anche l'aspetto, diciamo, in realtà della sanità, insomma, aver toccato paesi dove non è scontato essere curati se non si ha un'assicurazione, rispetto a questo paese in cui, come dire, lei ha avuto veramente ogni possibilità, la rende orgogliosa oggi di essere cittadina italiana. Quindi con un po' di spirito nazionalista, dire la Cuca ci fa onore. Molto bene. Paolo, allora io ti ringrazio anche questo mercoledì, scusami, e ci ritroviamo il 19 febbraio, va bene? Assolutamente, grazie e buon tutto. Grazie a te. Pausa e torniamo con Piero Cotto, il telegramma da Sanremo 1975. A tra poco.
Antonino, a te la linea. E rieccoci qua, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Avete ascoltato direttamente da Sanremo 1975, Piero Cotto, il telegramma. Se ci fate caso, i primi anni 70, il 75 è l'anno proprio dei problemi coniugali, perché qua abbiamo avuto Piero Cotto che va a Sanremo, ripeto, in quella che fu l'edizione probabilmente più bassa della storia, anche perché fu funestata dal fatto che il mese prima dell'inizio del festival ci furono problemi col comune di Sanremo, poi le case discografiche non vollero mandare i loro cantanti, quindi buona parte di quelli che hanno partecipato in questa edizione erano peraltro degli esordienti totali. Ma se ci fate caso, Piero Cotto canta questa storia di questo che ha perso la rotta e quindi è affondato, sta affondando con qualcun altro e chiede alla moglie, insomma, vedi se possiamo tornare indietro. E invece poco dopo Mimmo Modugno inciderà, piange il telefono, che andrà a cantare insieme con Francesca Guadagno l'anno dopo a Sanremo 76, che fu il Sanremo da cui piano piano il festival ha avuto il rilancio. E anche qua cos'è Piange il telefono? Piange il telefono è una canzone di una tristezza immane, da cui verrà tratto anche un film, così come l'anno dopo pure Dal maestro di violino, storia di un uomo più grande di 30 anni che si innamora di questa appena maggiorenne, e quindi anche qui un altro filmone strappalacrime. E però dicevo, Piange il telefono chi è? È un padre separato o divorziato, perché lui le telefona e a Francesca Guadagno dice 5 anni, tesoro, la tua età, cioè dal tempo dell'approvazione della legge sul divorzio, quindi nel 70. Però lei gli risponde no, io veramente di anni ne ho 6. E insomma, questi si sono separati, la madre non vuole avere a che fare con questo marito, ex marito o compagno, quello che è, e alla fine lui drammaticamente si ammazza, decide di andarsi ad ammazzare quando le dice domani lo saprai che cosa succederà. Dice falla aspettare, se è andata via, allora addio. Diceva Enzo Biagi che Mimmo Modugno era imperiosamente italiano. Lui dice non vi invita all'ascolto della canzonetta, ma ve lo ordina. A trovarlo uno così oggi, benedetti Dio. Voi pensate che Fedez possa essere a livello di Mimmo Modugno? Pare a me di no. Sveva, ma a te che è piaciuto ieri sera? Allora, per me è stato incredibile Simone Cristicchi. Vabbè, quello è fuori brano- quota, non lo possiamo mettere in gara. veramente un brano incredibile. Poi a me ha colpito Fedez, devo dire, nonostante non sia paragonabile a tanti cantautori, però è stato inaspettato, mi è piaciuto tanto sia il suono sia l'intensità, cioè a me ha emozionato durante l'esibizione perché si vedeva che non stava bene. E poi, vabbè, tante altre, a me mi piace tanto Willy Peyote, mi piace Gabbani, e Elodie devo dire che poteva fare di più, a me piace molto lei, ma poteva fare di più. E poi, vabbè, tante altre, vedremo stasera meglio. Stasera vedremo, anche perché c'è pure Nino Frassica, Malgioglio. Signori, Malgioglio è un genio che ha scritto per Mina. Cioè, non fatevi fuorviare dalle sue mise, dalle sue cose, quell'uomo è un genio davvero. Però gli piace essere stravagante a modo suo e ognuno si vive la sua vita così. Però ricordatevi che Cristiano Malgioglio è un genio, tra cui, per esempio, tra i suoi grandi successi, L'importante è finire di Mina, o anche vincitrice a Sanremo 74, Ciao cara, come stai? Cantata da Iva Zanicchi. Senti, io ti dico la verità, insomma, anche i Comacose mi sono piaciuti. E poi dicevo, Willy Peyote ha fatto una canzone un po' alla Rino Gaetano, però comprensibile, cioè
L'altra volta era venuto con una canzone che era una specie di satira politica dell'Italia. Quest'anno è una canzone alla Rino Gaetano che ha un suo filologico, pur essendo nel nonsense, con basta ma grazie, grazie ma basta, insomma quello che è. Comunque, quello che mi ha lasciato un po' così, vi dico la verità, è stato il sipario quando c'è stato questo momento Fabio Fazio, prima il Papa e dopo Noah che ha cantato con la cantante palestinese. La cantante in realtà non è propriamente palestinese, già che ci siamo, cioè è un discorso un pochettino più complicato. Mira Awad in realtà è una cantante che è nata in Israele, in Galilea per la precisione, e in particolare Mira Awad è figlia di un arabo cristiano che lui è di origini palestinesi e di una madre che è bulgara e anche lei cristiana ed è una studiosa di lingue slave. Per cui lei Gaza non l'ha vista o i territori della NP non l'ha vista. Mi permetto di fare un'osservazione. Lei è apparsa sul palco con questo vestito trasparente, con questa generosa scollatura abbastanza pronunciata, con un bellissimo rossetto, gli occhi verdi, insomma una bellissima donna che si è esibita cantando benissimo, per carità, però vi vorrei fare notare che a Gaza probabilmente le ragazze in mezzo alle macerie non vanno vestite in questo modo, per cui sì, lei dice di sentirsi palestinese e non c'è niente di male in tutto questo, anzi benissimo, per un motivo molto semplice. Lei lo può fare proprio perché è nata in Israele e ha la libertà di farlo. E lei gode di diritti che visti da Gaza sembrano privilegi, perché sono i diritti dell'Occidente. Quindi a me va bene l'invito alla pace, a me va bene, tra un anno ci rivedremo e festeggeremo un accordo di pace. Chi non vorrebbe la pace in Terra Santa? Ditemelo. Però, ecco, ho l'impressione che ieri sera siamo stati molto bravi a raccontarci più le nostre illusioni che non la cruda realtà per quello che è. Anche perché mi devono spiegare, visto che lei si sente palestinese, come mai abbia preso una borsa di studio dalla fondazione israelo-americana che dal 1939, c'è scritto proprio sul suo sito internet in home page, si occupa di far crescere i talenti israeliani. Ah bene, ne prendiamo atto. Tu mi chiedi, cara Sveva, che ne penso di Lucio Corsi. Secondo me lui attraverso un poltergeist è piombato da Sanremo 72 dentro quello del 2025, se no non si spiega. È vestito esattamente come un hippie dei primi anni 70. Se si segnasse qua sulla faccia con i colori probabilmente sarebbe anche un indiano metropolitano del movimento del 77, probabilmente. Va bene, allora, detto ciò, adesso abbiamo ascoltato Piero Cotto, il telegramma, adesso parliamo di amianto. Ne parliamo con un amico che torna, Fabrizio Protti, perché? Perché ci si sta dimenticando di quello che l'amianto ha causato in Italia. E allora ci vuole una nuova dialettica tra Stato e privato proprio per poter affrontare il problema e soprattutto rendere edotte le nuove generazioni di un fatto. Questo problema purtroppo ci accompagnerà ancora per molti anni. Quando sei pronta, Sveva, vai pure. Scusa Antonino, c'è un problema. Arriviamo subito. Ok, non c'è problema, è il bello della diretta. Nel frattempo allora io do alcune notizie. Signori, c'è una buona notizia finalmente. Telefonata tra Trump e Putin, è stato deciso l'inizio dei negoziati sull'Ucraina. Lo abbatte l'ANSA. I due presidenti hanno concordato di lavorare assieme molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Zelensky, se non possiamo entrare nella NATO abbiamo un piano B, dopo che gli USA definiscono irrealista l'adesione di Kiev.
Abbiamo quindi questa notizia, se Dio vuole questa carneficina sta per avere fine. Sono passati quasi 3 anni da quando questa cosa orribile è cominciata. Vi leggo la notizia battuta dall'ANSA. Donald Trump ha annunciato su Truth che lui e Putin hanno concordato di lavorare insieme molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati sull'Ucraina ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso. Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della CIA John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e all'ambasciatore inviato speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che sono fermamente convinto avranno successo. Poco dopo la presidenza ucraina ha informato che Zelensky ha avuto una telefonata da Trump. Da parte sua Putin ha invitato Trump a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia RIA Novosti, confermando che i due capi di Stato hanno avuto oggi una telefonata durata circa 1 ora e mezza. Putin e Trump hanno concordato che una soluzione di lungo termine in Ucraina può essere raggiunta attraverso i negoziati, ha aggiunto. Trump, tra l'altro, ha detto di aver avuto una lunga e altamente produttiva telefonata col presidente Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, potere del dollaro, vari altri argomenti. Abbiamo Antonino, entrambi scusa se ti riflettuto. interrompo, quando vuoi c'è l'intervento. Perfetto, finisco. Abbiamo Assolutamente. entrambi riflettuto sulla grande storia delle nostre nazioni e sul fatto che abbiamo combattuto così bene insieme nella Seconda Guerra Mondiale, ricordando che la Russia ha perso decine di milioni di persone e noi allo stesso modo ne abbiamo perse così tante. Abbiamo parlato dei punti di forza delle nostre rispettive nazioni, del grande vantaggio che un giorno avremo nel lavorare insieme, ma prima, come entrambi abbiamo concordato, vogliamo fermare i milioni di morti che si verificano nella guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente Putin ha persino usato il mio forte motto della campagna, buon senso. Entrambi ci crediamo molto. Ecco, ogni tanto una buona notizia, che cavolo. Va bene, adesso parliamo appunto di amianto, ne parliamo con Fabrizio Protti, che è fondatore e animatore dello Sportellamianto. Appunto il tema è il rapporto tra pubblico e privato nella gestione di un dramma, quello appunto del mesotelioma e dell'asbesto, che purtroppo ci accompagneranno ancora per anni. Quando sei pronta, vai pure, Sveva. Questa sera a Zoom abbiamo il ritorno di un amico, è un filantropo, ma è anche un imprenditore e soprattutto guida lo sportello nazionale Amianto. È Fabrizio Protti, che ringrazio della sua cortesia. Si è tenuto di recente l'Asbestos International Forum, siamo già alla seconda edizione, che viene realizzato dallo sportello nazionale Amianto, ed è molto particolare il fatto che si parli di international, e lo chiediamo subito appunto a Fabrizio Protti, anche perché quest'anno ha partecipato per esempio l'ambasciatore dell'Ucraina. E allora Fabrizio, intanto buonasera, come mai quest'anno anche la presenza dell'ambasciatore ucraino e perché international? Perché dobbiamo appunto, nell'ambito del contesto in cui viviamo, calcolare che ci sono paesi che l'hanno bandito ieri o che non l'hanno bandito. L'Ucraina è uno di questi, cioè l'Ucraina ha bandito l'amianto con una legge di gennaio 2022, a febbraio 2022 è iniziata la guerra. Quindi tutte le imprese di tutto il mondo che cimenteranno nella ricostruzione dell'Ucraina dovranno in qualche modo formare ed informare i propri lavoratori per i cittadini e i cittadini per i rischi che correranno per la salute, e ci sarà da organizzare un importante sistema di gestione delle macerie, di tutte queste cose legato alla ricostruzione. Ma se entriamo nei confini europei, come dire, migrando a sud, se noi pensiamo alla Romania,
che è Comunità Europea, ma possiamo pensare a tutti gli altri paesi, soprattutto come dire, del blocco orientale, che sono della Comunità Europea. La Romania l'ha bandito nel 2007 e non ha leggi specifiche sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, perché ha soltanto recepito il regolamento REACH di emanazione europea sui temi fondamentali, quindi non ha una legislazione in materia. Per cui, siccome non siamo più cittadini italiani, dovremmo dire che siamo cittadini del mondo, ma certamente siamo cittadini europei, dobbiamo cercare di promuovere cultura per la gestione del rischio, perché se no siamo degli irresponsabili. Quindi il tema dell'Asbestos International Forum di quest'anno per la parte internazionale è stato questo, e poi ovviamente ha riverberato amplificandosi sulla parte nazionale, cioè a casa nostra come ci comportiamo, e da qui l'interesse della politica è stato importante, perché hanno capito, e io non me ne faccio una colpa, me ne faccio un vanto, che lo sportello amianto sta facendo tanto sulla comunicazione quanto lo Stato non ha fatto da 35 anni a questa parte. E per cui, come dire, sono iniziate interlocuzioni forti nell'ambito di una normale collaborazione pubblico-privata che non deve essere demonizzata, c'è in molti settori, dalla scuola alla sanità e ad altro, e che in qualche modo deve essere obiettiva per risolvere un problema e per farlo mutualmente, uno in soccorso dell'altro. Quindi da qui sono cominciate delle analisi. Questo mio articolo che hanno pubblicato oggi i miei ragazzi sul sito dello sportello è delle analisi che sono state fatte. Cioè, se noi guardiamo quello che lo sportello amianto fa, e è agli occhi di tutti, la strutturazione della conferenza internazionale amianto a Roma nelle sedi più prestigiose, e il fatto di essere collaboratore con le commissioni di infortuni sul lavoro e le commissioni lavoro, essere l'unico ente italiano tra pubblico e privato che è stato chiamato tra i 100 esperti europei per scrivere le nuove linee guida sull'amianto, cosa che è finita a dicembre di quest'anno, e sul fatto appunto della formazione dei licei, sul fatto che siamo partner di UNI per la normazione e per la prassizzazione in ambito amianto, sul fatto che assistiamo 4.000 sindaci italiani a dare comunicazione ai cittadini per destreggiarsi tra diritti e doveri. Noi come piccolo ente volontario abbiamo una potenza di fuoco, una performance che è totalmente antitetica a quella che lo Stato esprime, no? Cioè, se tu chiami nel tuo comune, che magari non è associato allo sportello amianto, probabilmente ti trovi una persona, se sei fortunato, gentile, ma che non può darti più di tanto conforto sul tema, perché è un tema trasversale enorme. Se chiami in un comune dove è presente lo sportello amianto, tu esci banalmente per buttarla, come dire, in feedback, con una recensione di Google a 4.5 con il 90% dei commenti contenti del servizio che hanno trovato. E questo è in assistenza allo Stato. Ma noi, per arrivare a questo punto di conforto che oramai, come dire, non ci tocca, lo Stato centrale sa che siamo un servizio di pubblica utilità, abbiamo penato 10 anni con strutture che ci chiudevano la porta in faccia dicendo: voi vi state surrogando e arrogando di fare da privati servi del padrone quello che il pubblico dovrebbe fare. Quindi voi siete i brutti e cattivi, mentre noi pubblici siamo i bravi con la patente dell'etica in tasca. E poi dopo mi domando, ma questi impiegati pubblici così zelanti e detentori dell'etica e della morale, perché fanno anche la libera professione, no? Cioè, è un po' come il medico che in ospedale
fa i servizi ambulatoriali, ma poi dopo utilizza apparecchi dell'ospedale e Gli fa l'attacco al struttura gatto, come è successo qualche giorno fa in ecco, Veneto. esatto, e fa l'attacco al gatto. Cioè, quindi, da dove viene questa patente dell'etica e qual è la doppia modulazione della morale? Cioè, un pubblico può, pubblico, stipendiato dal pubblico, che dovrebbe fare quello che lo sportello amianto fa, può non farlo, perché di fatto i fatti ragionano in quel senso. 35 anni di assoluto vuoto operativo, o comunque di molto poco, contro 10 anni di estrema performance e con una potenza di fuoco a livello economica che rapporta il pubblico al privato, quindi di fatto la performance dello sportello si amplifica per 1000 volte, se andiamo a vedere. Quindi lui, che è pagato per fare quello, non l'ha fatto e nel frattempo utilizza il suo tempo per andare a fare il perito tecnico nei tribunali, per le consulenze sui processi che gli assegnano i pubblici ministeri in ambito amianto, le consulenze giuridiche all'interno di processi di amianto, eccetera, eccetera. Quindi è come se, non lo dico per certo, ma la sensazione è quella che probabilmente ci siano dei funzionari pubblici che utilizzano il pubblico per accreditarsi personalmente, per poi dopo guadagnare stipendi ambulatoriali extra, chiamiamolo così, che poi dopo danno del cretino o del delinquente al privato perché aiuta lo Stato. E quindi, in qualche modo, il mio suggerimento è quello che, siccome il pubblico è fatto di tanta gente capace, e attenzione, quando noi parliamo di cosa pubblica, parliamo di un concetto che travalica anche dal normale concetto aziendale. Tu sai che nella vita io, oltre a fare il filantropo, faccio il manager. Quando io entro in un'azienda, dal giorno che entro, il mio primo compito è creare il mio backup, perché di fatto l'azienda deve, per responsabilità sociale di tutti i suoi dipendenti, sopravvivere alla mia morte, che sia naturale o che sia perché litigo col proprietario. Okay? Quindi io dal primo giorno devo mettere in condizione l'azienda di far sì che io non sia più indispensabile perché ho già creato una figura che mi sostituirà. Se ragioniamo sul pubblico, questo è amplificato 100 volte. Non possiamo personalizzare la cosa pubblica come se fosse cosa nostra. E invece all'interno del meccanismo dell'amianto, forse perché tutte queste persone che sono state consulenti, che poi, attenzione, vai a vedere bene, non sono mai dirigenti con responsabilità, sono impiegatucci di primo o di secondo livello in strutture anche periferiche dello Stato, che però in ogni caso si sono imbucate bene, quindi hanno fatto le consulenze ministeriali, tutte cose che poi in qualche modo fanno sì che si possano vendere, ok? E calando la cultura diventano dei saggi, ok? Utilizzano questo per scopi pro domo propria, io direi anche in vilipendio alla bandiera che li paga, ok? E per fare questo tengono anche lontano, come dire, l'ambito del valoriale di quello per cui erano stati pagati, osteggiando anche in qualche modo i loro colleghi che potrebbero farlo. Per cui il mio consiglio è questo articolo, che era decisamente provocatorio, agli enti che in qualche modo hanno dimostrato intenzione e dimostrato attenzione al problema, e dire: ragazzi, prima cosa, premiate i vostri giovani, identificate all'interno delle strutture ministeriali, all'interno delle strutture degli enti dello Stato, giovani capaci, giovani che abbiano, se parliamo di parte scientifica, curriculum accademici veri, qualificati, non il perito tecnico industriale che ha fatto la scuola più bassa del geometra, che perché in qualche modo si è vestito d'incenso negli anni delle lotte sindacali è diventato il saggio, perché non ci servono quelli. Ci serve gente con cui poter ragionare da qui ai prossimi 15-20 anni, e quindi pensionati lasciamogli passare il termine pisciare il cane, come dicono al sud, e ci serve gente preparata.
se parliamo di scienza a livello accademico, se parliamo di performance a livello di gestioni di reti complesse, di sintesi, di strategia, ma avete degli uomini, ne avete tanti e sono giovani e francamente tutte queste persone che utilizzano la patente della saggezza e dell'etica per criticare anche i loro colleghi dicendo sono ragazzini, non capiscono niente, devo essere solo io col mio ego ipertrofico il tuo punto di riferimento, non fanno del bene allo Stato. Infatti, ecco appunto, lo sportello amianto che va nelle scuole per i ragazzi, va a spiegare loro che cos'è il mesotelioma, va a spiegare nelle università ai ragazzi perché c'è gente che si è ammalata di amianto e di asbestosi e per quale motivo soprattutto in Italia tra poco non se ne parlerà più. Perché dobbiamo coltivare il dovere della memoria? Dobbiamo coltivare il dovere della memoria perché è il motore per un futuro di salute. E il dovere della memoria che spesso, anche in questi giorni, no? Si parla di giornate della memoria, ci sono giornate della memoria per problemi che non vogliamo diventino ricorrenti, no? Che siano poi dopo problemi di tolleranza o problemi di salute, noi non vogliamo che questi problemi diventino ricorrenti. E coltivare la memoria vuole dire fare sì che le nuove generazioni siano consapevoli e non cadano più negli stessi errori. Banalmente anche i sindacati coltivano la memoria, no? Cioè le lotte sindacali sono state una parte importante, sappiate che. Però in ambito amianto, appunto, su questo tema specifico, perché non andiamo a coltivare la memoria dicendo attenzione ragazzi, domani anche la farina potrebbe diventare, potremmo scoprire che è cancerogena, quindi già da oggi non mangiate più la farina, cioè non andiamo in giro a fare terrorismo. In quest'ambito specifico stiamo discutendo di ravvivare, di tenere alta la memoria appunto come informazione primaria per la prevenzione, perché a oggi muoiono ancora 5.000 persone all'anno in Italia e più andremo avanti e finiranno quelli che hanno lavorato nelle fabbriche, cominciano a morire ragazzi di 40, di 60 anni, quindi tenere alta la memoria vuole dire in maniera molto banale, fino ad oggi non siamo riusciti a risolverlo questo problema. Quindi finché non arriviamo a risolverlo, e lì è un problema che lo Stato si deve porre, mi auguro che questa attenzione che stanno portando avanti anche con noi possa andare in quella direzione. Voi fate attenzione, perché almeno se non siamo stati in grado di difendervi noi, difendetevi da soli. Allora appuntamento al prossimo Asbestos International Forum. Appuntamento al prossimo Asbestos International Forum, appuntamento anche precedente, e non ti do un'anteprima, nel senso che visto che noi a dicembre abbiamo dichiarato che abbiamo allargato la nostra base di rappresentanza collettiva, cioè lo Sportello Amianto Nazionale oggi rappresenta le istanze dei 4.000 comuni che lo sostengono, che hanno problemi e criticità legate all'amianto, quindi siamo una rappresentanza collettiva dei comuni, pur non essendo un'associazione di comuni, ma siamo una rappresentanza collettiva dei comuni specifica. Siamo rappresentanza collettiva delle associazioni delle vittime, delle associazioni ambientaliste, all'interno abbiamo un comitato scientifico che è come dire, rappresentativo delle più grandi associazioni ambientaliste e delle vittime che ci sono sul territorio, e da quest'anno abbiamo deciso di aprire la rappresentanza collettiva al mondo dell'impresa, cioè a tutti i professionisti e a tutte le imprese che nell'ambito della loro vita lavorativa si occupano di amianto. Perché questo? Perché quello che riscontriamo sui territori è che leggi e regolamenti sono spesso contraddittori uno con l'altro, spesso calati dall'alto, non tengono conto di esigenze pratiche e operative e quindi di fatto costruiscono il percorso di prevenzione primaria legato alla bonifica al posto che agevolarlo. Per cui chi meglio del mondo dell'impresa che si sporca le mani tutti i giorni può raccontare criticità e proporre soluzioni.
e questo ci ha portato anche a organizzare un evento specifico che è totalmente contrario all'Asbestos International Forum di Roma, cioè all'Asbestos International Forum di Roma sono le istituzioni che vengono a raccontare al pubblico e agli stakeholder che cosa hanno fatto in ambito amianto nell'arco dell'annualità. Da quest'anno a settembre partirà Casa Sportello Amianto presso il Remtech Expo Ferrara Fiere, che è la più grande fiera delle bonifiche a livello internazionale. Sarà un intero padiglione con una parte convegnistica dedicata soltanto alle imprese dell'amianto, dove sarà l'antitesi, cioè sarà il mondo dell'impresa che racconterà allo Stato criticità e proporrà soluzioni. Quindi oltre all'Asbestos International Forum, appuntamento al Remtech di Ferrara con Casa Sportello Amianto. Molto bene. E allora cerchiamo di contattare lo Sportello Amianto, soprattutto all'indirizzo, vediamo un po', sportellamianto.com, o sbaglio? www.sportelloamianto.com, per i cittadini 06 811 53 789 se avessero bisogno di informazioni. Grazie. Grazie a te. Stasera non verrò, non aspettatemi. Stasera, amici miei, andrò da lei. Stasera le dirò se vuol tornare insieme a me, perché se lei non c'è io non esisto più. Ci vuole qualcuno vicino per vivere ed io vivo per lei. Se ritornerò e vorrò piangere, vi prego amici miei di non parlare, prendetemi tra voi e sorridetemi, perché un uomo non può piangere d'amore. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva. Abbiamo fatto un altro salto nel passato. Questo era Nicola Di Bari con Amici miei nel festival del 1965, in cui arrivò, se non sbaglio, terzo. Bene, noi a questo punto parliamo di amici degli amici. Gli amici degli amici e nemici della pace, come vengono chiamati in Sicilia, sono i mafiosi. Sapete che c'è stata una maxi retata ieri tra Palermo e Bagheria di presunti mafiosi, i quali sono stati per il momento oggetto delle attenzioni naturalmente degli inquirenti e delle forze dell'ordine. Io ne ho parlato con Fabio Amendolara della Verità, perché francamente la cosa che più emerge dalle chat di questi galantuomini, si fa per dire, è una nostalgia per una certa mafia quasi poetica che non esiste più, e in particolare questa idea di essere dei cavalieri senza macchie e senza paura contro lo Stato e contro le forze dell'ordine. E poi che altro c'è? Ecco, ne abbiamo parlato in questa breve conversazione con Fabio Amendolara della Verità. Dopo la conversazione con Fabio Amendolara chiudiamo con la sigla finale e ci salutiamo con Eros Ramazzotti, una storia importante da Sanremo dell'85. Noi ci ritroviamo domani alle 18.05, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e non dimenticate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Vai. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare Fabio Amendolara, che bravissimo cronista in era sulla verità. Fabio, senti, stamattina tu esci con un pezzo molto interessante, anche da un punto di vista, se vogliamo, sociologico, a proposito delle intercettazioni che sono scaturite dal grande blitz effettuato ieri tra Palermo e Bagheria e che ha portato più di 180 persone in arresto. Ecco, viene fuori una nostalgia della mafia che fu, e la cosa più incredibile è questa idea, dice, tanto io non sono nella mafia per i soldi, ma ci sono per i valori, preghiamo il Signore che questi valori si mantengano, cioè essere contro lo Stato ed essere contro la polizia, che fa sembrare quasi la mafia un covo di ultrà più che l'organizzazione criminale più sanguinaria della storia, probabilmente, o almeno del Novecento. Cosa sta succedendo nella mafia, Fabio? I tempi sembrano essere cambiati. Effettivamente, quando parlavi di ultrà, c'è proprio un'intercettazione in cui uno dei nuovi boss parla proprio con uno slang da stadio. A un certo punto dice: abbiamo degli ideali nostri dentro e non li facciamo morire mai. Sembra quasi una canzone di quelle cantate dai Boys nelle cure. Sono un po' così i nuovi boss. Questo emerge dall'inchiesta. Diciamo deve essere una questione un po' diffusa, perché l'indagine si occupa di ben 4 mandamenti criminali di Palermo, quindi fosse stato solo uno, dice, beh, vabbè, diciamo non è l'andazzo, però sono 4 e quindi diciamo deve essere un po' una questione abbastanza diffusa. Emerge questa strana contraddizione, ovvero i boss dal carcere riescono a parlare all'esterno tramite videochiamate con dei software addirittura criptati installati sui telefoni cellulari, e poi però sono nostalgici, legati alla tradizione mafiosa, addirittura fanno spesso riferimento ma quando c'erano quelli di prima, quando c'erano quelli che sono finiti in carcere per tutta la vita, le cose erano diverse. E addirittura durante un predicozzo a uno sgherro che probabilmente si occupava di piccoli quantitativi di droga, uno dei nuovi vuoi vivere con la di fumo, viene a parlarmi di panetta di fumo, e un tempo quelli di prima, se parlavano di fumo era perché doveva arrivare una nave, quindi sono cambiati anche i tempi per quanto riguarda gli incassi. Se prima era una mafia che probabilmente aveva in mano tutto quello che si poteva avere, oggi si accontentano anche di 100 euro, questo emerge dalle intercettazioni, 100 euro da estorcere al benzinaio, neanche in contanti ma in nafta. Quindi è una mafia che ha difficoltà, questo dobbiamo riconoscere. Beh, decisamente.
Però c'è anche un fatto molto grave che emerge dal tuo pezzo, cioè questi mafiosi avevano la possibilità di telefonare direttamente dal carcere usando dei telefoni criptati. Domanda numero 1: com'è che quei telefoni sono arrivati dentro il carcere? Domanda numero 2: chi è che glieli ha forniti? A questo, diciamo, è un andazzo generale. Ora loro erano semplicemente un po' più organizzati. Però se facciamo una piccola ricerca su Google e scriviamo telefoni cellulari carcere, vediamo che è un fenomeno veramente, forse non c'è un istituto di pena dove non sono entrati dei telefoni cellulari. E negli ultimi mesi, diciamo così, più o meno a partire dal giugno dell'anno scorso, diciamo giugno 2023, c'è stata un'escalation tra sequestri, anche degli arresti. Gli investigatori, diciamo dei reparti investigativi della polizia penitenziaria, è qualcosa che è un oggetto che sequestrano spesso in carcere, a volte ne sequestrano anche diversi, quindi è un fenomeno diffuso e credo che ci sia bisogno, insomma, di contrastarlo in un certo modo. Eh beh, direi anch'io. Senti, è chiaro che, la mafia come tale, diceva Giovanni Falcone, ha avuto un inizio, ha avuto un suo, svolgimento e avrà anche la sua fine. Però possiamo dire che questa mafia è finita o piuttosto questa mafia si trasforma? Perché mentre si parla, nelle conversazioni, per esempio, si accenna a un eventuale rapporto con i massoni, si dice: i massoni, quella è gente che ha i suoi ideali, devi studiare, devi andare a scuola, devi prepararti in modo tale da poter discutere con loro. E quindi Ma cosa possiamo fare? allora, intanto è una mafia che si adatta, questo ci dice il procuratore nazionale antimafia Melillo. Ha una grande capacità di adattamento, ora si comincia a parlare anche di cosche miste, con contaminazioni dell''ndrangheta o della camorra, quindi è una cosa nostra un tantino diversa, un po' spuria, diciamo così. Che cosa ne viene fuori? Che c'è voglia da parte dei boss di tramandare, diciamo, quelli che sono i loro principi e insieme a questa voglia viene trasmesso anche questo, come dire, questa visione della massoneria che mentre adesso viene vista un po' come un piano superiore da raggiungere, e questo anche ci dimostra che c'è stata un'involuzione. Precedentemente, ma non bisogna andare tantissimi anni indietro, ci sono prove di una stretta relazione poi tra e di una contaminazione tra Cosa Nostra e la massoneria. Tutte le inchieste di Trapani, in tutte le inchieste di Trapani sulla mafia spuntava sempre una relazione con la massoneria. Addirittura nell'arresto di Matteo Messina Denaro, in quel fascicolo anche ci sono state poi perquisizioni nelle logge, eccetera. In Calabria è proprio quasi sullo stesso piano. Quando i boss dell''ndrangheta parlano diciamo del medaglione, parlano di un livello, di un grado, diciamo così, che non è più all'interno dell''ndrangheta, ma è legato alla massoneria. Ecco, questi qui siciliani, i nuovi boss di Cosa Nostra, invece nelle intercettazioni si vede che aspirano a raggiungere diciamo, una relazione con la massoneria, l'hanno quasi idealizzata, dicono guarda, se vuoi arrivare nei posti di potere, studia, vai a scuola e cerca di avere contatti con i massoni. Certo, esattamente. Senti Fabio, com'è che finirà questa vicenda? Cioè, abbiamo dato il colpo alla mafia e finirà così? Ma io mi auguro di no. Intanto dobbiamo registrare un dato. 181 arresti, io ne ho visti diversi di maxi processi.
È bello riempirsi la bocca della maxi inchiesta, il maxi processo, è bello anche per noi raccontarli con un sacco di array foto dei blitz notturni, eccetera. Però poi a un certo punto, quando poi si raggiunge la fase del processo, questo voler mettere dentro 180, immaginatelo un processo con 180 imputati, diventa veramente una cosa catastrofica. Intanto per la mole di documentazione che tutti dovranno leggere, ma poi ci sono tutte le notifiche da fare e basta una sola notifica che non va a buon fine e bisogna rinviare. E poi ci saranno almeno, mettiamo un avvocato per ogni imputato, ci saranno 180 imputati e avvocati di imputati che dovranno esaminare e controesaminare tutti i testimoni. Se si parla di 180 imputati, ci saranno almeno 500-600 testimoni, tutti da sentire, tutti da controesaminare, quindi è per 180, cioè diventano processi veramente infiniti. E il rischio qual è? Che tutti quei reati che non sono per niente bagatellari, che sono quelli più sentiti, diciamo, dalle popolazioni che poi vivono il clima mafioso, cioè la piccola tentata estorsione, l'incendio dell'auto, la minaccia, e rischiano poi di andare prescritti. Alla fine rimangono le associazioni di stampo mafioso e che poi lo sappiamo, quando spariscono tutti i reati scopo cadono anche le associazioni di stampo mafioso. Quindi in questo caso c'erano 5-6 ordinanze per fare un unico blitz, quindi bastava farne 5-6 ordinanze separate e diventavano 5-6 processi, l'uno distinto dall'altro, sicuramente più facili da gestire. Appunto. Molto bene, allora avremo modo di seguire questa vicenda e ci torneremo sopra, d'accordo? Benissimo, grazie. Grazie a te Fabio e buon lavoro, grazie. Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.